Santiago del Cile, 11 settembre 1973. L'esercito cileno assalta il palazzo presidenziale e prende il potere. È l'inizio della dittatura militare di Augusto Pinochet. Il colpo di Stato ci ha impressionato moltissimo. Già avevamo una certa coscienza politica come gruppo giovani. Noi ci siamo subito ritrovati a discutere il fatto e ritenendo che avesse una importanza enorme a livello internazionale, a livello mondiale, abbiamo pensato di studiare il caso. L'intuizione nostra ci ha fatto capire che sotto c'erano gli Stati Uniti e l'imperialismo americano. Con Maurizio ci siamo incontrati in un gruppo spontaneo agli inizi di San Vendemiano, ragazzi giovani, ancora non impegnati in associazioni o gruppi specifici, ma che si incontravano perché avevano questa sensibilità e voglia anche di approfondire, di apprendere, di conoscere soprattutto e di impegnarsi sul proprio territorio. Ci si incontrava spesso, penso di media una volta alla settimana, dopo scuola, dopo lavoro, quindi di sera. Io all'epoca ero studente di teologia in seminario Vittorio Veneto, però partecipavo anche alle riunioni del gruppo giovani della parrocchia e in questo gruppo c'era una notevole tensione di rinnovamento anche di tipo religioso e spirituale. Eravamo a 5-6 anni dalla chiusura del Concilio Vaticano II, per cui anche in parrocchia si respirava aria nuova. Per cui siamo cresciuti anche lì in contrasto anche con il vecchio parroco, eccetera. Però avevamo il sostegno del cappellano che ci copriva. Era un periodo anche molto fecondo di cambiamenti, le encicliche sociali, la questione della pace, soprattutto il mondo del lavoro. Era un mondo in fermento. Nel gruppo ho conosciuto Maurizio, che già allora aveva una spiccata tendenza di leader riconosciuto, che non si imponeva assolutamente, ma aveva autorevolezza per la pacatezza con cui intuiva le cose, le esponeva, senza forzature, parlava poco, aveva anche un buon senso dell'umorismo. Una delle sue caratteristiche era quella di essere una persona che ascoltava molto. Era un leader senza esserlo. Era una persona molto riflessiva, pur essendo giovane, ma aveva la caratteristica di ascoltare tutto, di non essere invadente, di essere quasi un accompagnatore per certi aspetti, pur essendo anche lui in formazione, perché lo eravamo un po' tutti. Il gruppo aveva maturato la necessità di essere attivi e soprattutto si aveva una fortissima istanza che era quella: noi giovani dobbiamo prendere in mano il nostro futuro. Abbiamo pensato di pubblicare un giornalino di collegamento per comunicare con la gente del paese. Cavalcavia era un po' l'espressione della nostra attività di circolo e anche delle nostre idee politiche e sociali. Noi qui avevamo diverse aziende grandi e la questione quindi del mondo del lavoro, degli operai, delle situazioni della salute in fabbrica erano gli argomenti importanti. In occasione di una lunghissima battaglia delle donne della Doria, biscottificio Doria di Orsago, che erano in vertenza da 6 mesi. Le ragazze a un certo punto hanno detto: non ce la facciamo più, venite a darci una mano per i picchetti, per lo sciopero. Ricordo che alla mattina alle 6 eravamo puntuali lì davanti ai cancelli della fabbrica assieme agli operai dell'Irca, dell'Alpina, della Zoppas, della Zanussi.
era un gruppo di amicizia che condivideva sostanzialmente il rifiuto della vita giovanile borghese. I momenti di tempo libero il gruppo si trovava di domenica e andavamo a fare un'escursione, poi ci si fermava in qualche malga oppure in qualche osteria e c'era sempre qualcuno che portava la chitarra ed era veramente il motivo aggregante il cantare. Un anno abbiamo pensato di passare le ferie in maniera autogestita completamente. Siamo venuti a conoscenza di una casa, una piccola casa, una casera diciamo in dialetto, no? Abbandonata sul fianco della montagna e il proprietario ce l'ha affittata con una damigiana di Merlot. E siamo andati con un gruppo abbastanza numeroso di una quarantina di persone ai laghi di Fusine. Si alloggiava in una casa, si dibattevano temi, poi come consueto a metà settimana avevamo organizzato delle escursioni. Il gruppo si è diviso in due, verso le 6, mezza, 7 di sera dovevamo rientrare e il suo gruppo non rientrava. Alle 9, mezza, 10 di sera ormai eravamo molto preoccupati perché in quel periodo c'era la cortina di ferro. Sono rientrati verso le 11, 11 e mezza. Si erano persi dal sentiero. I momenti di panico sono stati altissimi. Gente anche adulta che si era veramente fatta prendere dal panico. E lì è venuto fuori proprio a riprova di tutti, perché tutti l'hanno detto, che se non c'era Maurizio non sarebbero neanche più ritornati. Maurizio Cecchetto era stato assunto a gennaio del 73, no, in officina e siccome era un operatore tecnico elettricista era la persona più adatta per seguire le apparecchiature di dialisi. Lui mi ha detto chiaramente una cosa: appena che vedo che ti arrangi io sparisco dal reparto. Ci siamo incontrati in ospedale nel 1973. Lui lavorava nel reparto della manutenzione dell'ospedale di Conegliano, io lavoravo ovviamente in fisioterapia dell'ospedale di Conegliano, per motivi anche di lavoro o di amicizia, se vogliamo, ci si incontrava spesso e si parlava, si discuteva dei problemi sul posto di lavoro, perché lui si interessava anche della prevenzione e della sicurezza sui posti di lavoro. Lui era più specializzato nell'elettrico, nell'elettricità, nell'elettronica che iniziava a venire avanti. E come tecnico era indubbiamente preparato, sempre disponibile, molto disponibile, cercava sempre la soluzione del problema, non mettendo mai in difficoltà gli altri. Come persona era una persona che ti ascoltava, no? E io mi sono trovato più volte con Maurizio che mi diceva: Adriano, cosa dici di fare qua? Ma sulle sciocchezze anche. Io l'ho sempre visto una persona molto riservata, mai fuori posto, una persona da esempio, da prendere da esempio, insomma. Se Maurizio diceva no, ecco, parlo del no, lasciamo perdere di sì, diceva no, lo motivava sempre. Non era per l'umore che aveva, era perché lui aveva la capacità di confrontare sempre le robe. Se facciamo così, riusciamo a sostenere questa tesi? Se facciamo così, è un fallimento. Cioè ti metteva in condizione di decidere, non era mai lui che decideva, però ti metteva in condizione, in poche parole, di decidere. Mi ricordo un altro particolare, lui era per difendere i più deboli, perché riteneva che, di mettere in evidenza le problematiche delle sofferenze degli altri. Siamo nel 78, primi 80. Maurizio, che noi lo chiamavamo il CE,
perché era proprio il CEE, nel senso che era uno che aveva la voglia di lavorare in questo ambito sociale, quindi del sindacato. Quando è arrivato lui è cominciato la grande evoluzione delle riforme sanitarie a Tina Anselmi, la quale ha rivoluzionato tutto quello che riguardava l'organizzazione pregressa della sanità. Quindi si andava a sbaraccare un po' tutto, a assemblare, a azzerare, c'era un lavoro enorme. Lui ci metteva tanto impegno, è un ragazzo molto intelligente, molto preparato, un ragazzo che ci credeva. Lui quando parlava c'era il silenzio assoluto. Spesso e volentieri si andava anche a controcorrente, ma è una corrente lungimirante che vedeva avanti. Maurizio era una persona straordinaria, è stato un personaggio importantissimo per il sindacato da quell'epoca, perché era molto anche ben voluto soprattutto da CGIL e UIL. Lui lavorava per fare l'unità sindacale. L'ho conosciuto in una assemblea nell'ospedale di Soligo. Eravamo nel 79-80. Ho visto questo ragazzo barbuto, biondo, e molto diverso dal solito magari sindacalista estroverso e prorompente che parla, che gesticola, come un sindacalista più riflessivo, sempre competente e preparato, molto pensoso, molto preciso nel parlare, puntuale. Io ho una storia di 10 anni di compagni di banco. L'apporto di Maurizio alla CISL Sinistra Piave è stato fondamentale, in particolare nella politica dei quadri, nella politica delle risorse umane, dei delegati, con tantissimi corsi, lì è stato grande. Entrò in modo poco visibile all'inizio e pian pianino venne apprezzato da tutti, ma proprio da tutti, per la capacità profonda che aveva di leggere le situazioni, di dare contributi. In 13 anni, di cui 9 in segreteria con Maurizio, mi ricordo un concorso per i ragazzi di terza media con una premiazione al Palazzo della Provincia sugli studenti e sulle scuole più meritevoli, sui temi del lavoro. Un'altra è la continuità formidabile sulla formazione, l'archivio storico della CISL che è stato organizzato da lui e primi in Italia un accordo con la Confindustria per valorizzare le cooperative, per dare lavoro ai disabili che difficilmente venivano assunti nelle aziende. E da quell'accordo poi è nato anche un provvedimento legislativo. Maurizio è arrivato nel 2007 in segreteria ed è stato un periodo molto denso, molto intenso, perché ricordiamoci sempre che c'è stata una delle crisi. Certo, adesso il coronavirus cambia tutti i riferimenti, ma la crisi economica del 2008 e 2009 ha colpito durissimamente il nostro territorio e le persone che noi rappresentiamo. Avere una persona come Maurizio, che aveva anche sensibilità diverse da molti altri sindacalisti, per esempio era attento al territorio, per esempio era attento al fenomeno dell'immigrazione, si poneva il problema della sostenibilità ambientale oltre che per le persone, è stato molto utile, molto arricchente, io penso non solo per noi che eravamo qui al regionale, ma per tutta la CISL in quel periodo. Nacque una vertenzialità anche con la regione che ci portò a fare accordi importanti. Per esempio si riattivò l'utilizzo del Fondo Sociale Europeo, per il quale non c'era liquidità in regione. Riuscimmo a fare un lavoro eccellente, sul quale Maurizio si occupò moltissimo, perché lui era un grande
lettore di documenti per capirne la razionalità o la mancanza di razionalità e per poter costruirci sopra una rivendicazione ma anche un accordo sindacale. Maurizio era una persona molto particolare, era un distinto, era riservato e poi si apriva all'accoglienza con un sorriso disarmante. Era una persona tranquilla, ma direi aveva una forza tranquilla e questo aiutava anche quando c'erano tensioni, riusciva a tenere insieme, a mettere insieme, anche con un sorriso e poi col pensiero, perché era ricco il contributo che lui portava ogni volta che c'era da confrontarsi e da fare qualcosa. La cosa che mi piaceva non era solo il contenuto, che era fondamentale, è che me lo arricchiva sempre anche con suggerimenti di lettura, di narrativa, di romanzi, cioè mi dava un quadro di senso più ampio del merito sindacale per cui fare le cose. Con Maurizio Cecchetto abbiamo dato avvio agli archivi contemporanei di storia politica perché abbiamo acquisito dalla CISL di Treviso proprio un nucleo fondamentale di documentazione. Maurizio era attentissimo alla storia della sua organizzazione e ha dato spunti di ricerca, spunti anche per trovare, per reperire i materiali dove sarebbe stato possibile trovarne a casa dei vecchi dirigenti, eccetera. Nella storia del sindacato libero della CISL, ecco, vedeva la motivazione che aveva originato nel 48 e poi nel 50, ecco, la formazione prima della libera CGIL e poi della CISL nazionale. Direi più un'impronta, ecco, da intellettuale, ecco, che di appassionato, di semplice appassionato. Lui ha continuato sempre a frequentare gli archivi, la nostra sede di Catron, alla ricerca di documenti, venendo con le sue liste di ciò che cercava ed è stato presente nel nostro istituto fino a un mese prima della sua scomparsa. Tanto è vero che siamo rimasti tutti esterrefatti. Ecco. Ultimamente cercava materiale per un lavoro di ricostruzione della storia e dell'impegno di Francesca Meneghin. Oltre che un bravo sindacalista, Cecchetto è stato anche un credente. Una fede chiara, lucida aveva e nella sua fede aveva questa particolarità di essere profondamente convinto che la fede non doveva rimanere dentro soltanto nell'individuo, a servizio dell'individuo, per la salvezza personale. La fede doveva avere anche un ruolo pubblico, incidere nella società. Questa era una sua passione molto molto forte e proprio per questa sua passione lui si è coinvolto in questo sforzo della Chiesa, nostra Chiesa diocesana di Vittorio Veneto, per far emergere questa dimensione sociale della fede cristiana. Lui faceva parte della commissione diocesana della pastorale sociale e del lavoro. Un apporto tutto particolare lui lo ha dato per la scuola di formazione sociale e politica ed è stato anche docente, insegnante. Lui faceva la storia del sindacalismo italiano e veneto con lezioni chiare, precise. La sua competenza era fuori discussione in questo campo. Sia nei confronti della Chiesa in generale come nei confronti della Chiesa diocesana, aveva anche degli atteggiamenti critici, quando soprattutto vedeva un calo di questa passione del sociale, quando vedeva la Chiesa che si ripiegava troppo su se stesso. Lui parlava in modo molto chiaro. Il suo discorso era sempre calmo, duro, preciso, quando voleva parlare parlava, ma
sempre con questa calma, con questa disponibilità al dialogo, e certamente era una caratteristica della sua personalità, non solo nel campo della fede, ma anche nei rapporti generali con gli altri. Basta vederlo, vede che è una persona molto ma molto diversa, che non è come le altre, con poche parole ti comunica con il silenzio. Ecco, Maurizio Cecchetto era il silenzio che fa qualcosa. Tanti stranieri hanno amato Maurizio, hanno amato anche la CISL. Ma lui ci vedeva come prossimo, perché lui è anche un grande cristiano. Quindi lui mette in atto la cristianità sua, quindi non ci vedeva diversi. Cecchetto mette in atto solo una cosa, che è il rispetto. Lui rispettava chiunque, non perché lui è di fede o di pensiero, perché è una persona. Poi era anche una persona di sostanza, con quel modo, con quell'obiettivo, con quella parola ti dici tutto. È stata una persona onesta. Vi ringrazio per la presenza. Lui era colui che trainava moltissimo. È mancato un punto di riferimento. Ecco. Maurizio era un pescatore di uomini. Una parola detta da lui, un indirizzo dato da lui, era sicuramente ascoltata. Era un valore per tutti noi, era un vantaggio per tutti noi, per la CISL. Da segretario generale della CISL l'ho trovato alla CISL di Conegliano in coda a fare il suo 7:30. La sua fede era una fede ben fondata, ma non ingenua. Io gli dicevo ogni tanto che sapeva far parlare il silenzio. Maurizio era un grande artista anche, faceva anche disegni. Ho fatto fare questo, che rimane un ricordo per me, per lui. We'll meet again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds